Agrigento e le amministrative. Conosciamo alcuni dei candidati al Consiglio Comunale nella lista del Movimento 5 Stelle. A sostegno del candidato sindaco Emanuele Dalli Cardillo. Conosciamo alcuni dei candidati al Consiglio Comunale nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Emanuele Dalli Cardillo. Ivan Italia, salve, sono di Agrigento, ho 40 anni, il mio scopo, il mio obiettivo è quello di, assieme al gruppo di lavoro, riportare Agrigento ad essere una città normale, una città per gli agrigentini, una città degli agrigentini. Quello di cui mi occuperò io sarà l'ambiente e tutto ciò che riguarda la salvaguardia degli animali. Salve, sono Erika Agnello, candidata al Movimento 5 Stelle. Ho scelto questo movimento perché ha dei sali principi, valori. Io mi occuperò del turismo e farò in modo di far rinascere questa città nel miglior modo possibile e dare la possibilità ai turisti di sceglierla come, oltre alla sua cultura, anche per la vita. Salve, io mi chiamo Livio Suterasardo, sono onorato di appartenere a un movimento che non ha ideali politici se non quello della pubblica civiltà. Quello che ad Agrigento manca è tanto, purtroppo per generazioni abbiamo visto come la politica abbia distrutto questa bellissima città. Io spero di rilanciare quelli che sono i lavori pubblici e in particolare nella zona del Villaggio Mosè, dove ormai il degrado è continuo ed è stato abbandonato ormai da parecchi anni. Mi auguro di poter fare, perché dico rilanciare i lavori pubblici? Perché i lavori pubblici sappiamo benissimo che danno il rilancio all'economia, sappiamo benissimo che un operaio che lavora nell'edilizia movimenta altre 5 persone nell'indotto, quindi creando il bello la gente è vogliata a comprare e quindi a rilanciare quella che noi definiamo la nostra piccola economia. Con il turismo, con i lavori pubblici possiamo veramente rilanciare queste città al meglio. Il coordinatore nazionale dei club Forza Italia, Marcello Fiori, ha nominato i vertici dei club azzurri in Sicilia. Rosario Rugnone, palermitano, 46 anni, laureato in scienze politiche, funzionario dell'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, già consigliere comunale ad Alimena in provincia di Palermo, è il nuovo responsabile regionale dei club di Forza Italia per la Sicilia. Rugnone subentra al posto di Costanza Castello. Invece Giuseppe Munao, 46 anni, di Messina, imprenditore con esperienze di consigliere e assessore comunale, delegato nazionale di Forza Italia e membro del direttivo Conf Artigianato, è stato nominato vice coordinatore regionale. Agrigento e le amministrative. Ascoltiamo l'avvocato Alessandro Sammartino, candidato in una delle 2 liste civiche a sostegno della candidatura sindaco di Calogero Firetto. L'avvocato Alessandro Sammartino di Agrigento è uno dei candidati al Consiglio Comunale di Agrigento in occasione delle prossime amministrative in una delle 2 liste civiche che sosterrà la candidatura sindaco di Calogero Firetto. Sì, appunto. Io sono candidato sarò candidato in una delle 2 liste civiche e il punto fondamentale, il punto focale che contraddistinguerà appunto la nostra volontà di fare politica sarà quello di dare un segno di discontinuità con la vecchia politica e quindi abbiamo predisposto di concerto con l'onorevole Firetto una dichiarazione di impegno formale alla rinuncia del gettone di presenza per le sedute delle commissioni che si svolgeranno appunto al Comune di Agrigento. Questo impegno è un impegno fattivo perché in queste liste saranno presenti esclusivamente personaggi che fanno parte della società civile della città e che quindi si impegnano, perché ricordiamo che comunque la funzione è una funzione politica, non è un lavoro, si impegneranno a sostegno delle istanze presentate dai cittadini e appunto per questo noi ricordiamo a tutte le associazioni di volontariato, le Onlus, le no profit, che possono farsi avanti perché i gettoni che ai quali noi rinunceremo verranno devoluti in beneficenza a queste associazioni. Quali sono state le ragioni e quali sono soprattutto le ragioni per le quali avete sposato le proposte amministrative e politiche per la città di Agrigento di Calogero Firetto?
La domanda è una domanda quasi retorica, perché comunque basta fare un giro a Porto Empedocle per vedere l'attività e l'opera amministrativa fatte dall'onorevole Firetto. Ci sono state tantissime discussioni sul bilancio comunale di Porto Empedocle, diverso da quello di Agrigento, però secondo me Agrigento è il capoluogo e Agrigento deve dare luce al sud della Sicilia in quanto capoluogo di provincia. Quello che hanno fatto per adesso paesi come Porto Empedocle e Favara, dove appunto si sono visti dei miglioramenti legati anche all'intervento di privati e di personaggi di spicco sempre della società civile, che si sono battuti e si sono messi a disposizione delle amministrazioni per rendere più vivibili queste città, cosa che ad Agrigento ancora oggi non succede. Lei è un avvocato e si dedica ovviamente all'attività professionale. Perché ha deciso di riservare in futuro, qualora eletto consigliere comunale, una buona parte della sua attività giornaliera all'attività amministrativa? Perché mi sono stancato di sentire sempre le stesse persone, dire sempre le stesse cose, e soprattutto tocca a chi realmente ha la volontà di cambiare, non affidarsi ad altre persone, ma cominciare a mettersi in gioco per cambiare le cose.